colonnello Riccio, che sicuramente sarà di più breve spedizione. Benissimo, allora lo possiamo fare accomodare, non so chi ci sia. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assume la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è. Grazie, si può accomodare. Dovrebbe dare le sue generalità al microfono. Sì, Michele Riccio, nato a Mogliano Veneto il 17 ottobre del 1948. Grazie, prego pubblico ministero. Colonnello, le volevo chiedere se ed eventualmente in quale periodo lei ha prestato il suo servizio di ufficiale di polizia giudiziaria in Sicilia o comunque impegnato in indagini che fossero relative al territorio siciliano e alla Cosa Nostra siciliana. Allora, ho iniziato le indagini dal gennaio del 1994 fino al luglio del 96. In questo periodo, gennaio 94, luglio 96, lei è stato in forza presso quali reparti investigativi? Fino al giugno del 1995 alla DIA e dopodiché sono rientrato nell'Arma dei Carabinieri, della quale facevo parte, e aggregato al ROS per continuare le indagini su Cosa Nostra. Quindi lei è un ufficiale dei Carabinieri che ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri ininterrottamente fino a quando? A tuttora, sono in servizio. Sì, no, dicevo prima, siccome ho parlato di un periodo di permanenza alla DIA. Dal novembre 92 al giugno del 95 presso la DIA. Sì. Per il resto sempre nell'Arma dei Carabinieri. Sempre nell'Arma dei Carabinieri. Senta, lei però ha parlato di queste indagini di cui adesso parleremo per spiegare quali temi riguardassero, svolte fino a luglio mi pare che ha detto 1996. Sì, con la preparazione del rapporto. Sì. E tra il giugno 95 e il luglio 96 lei non è più alla DIA, ha detto rientro nell'Arma dei Carabinieri. Presso quale reparto dell'Arma dei Carabinieri lei presta il suo servizio? Alla divisione Palidoro in Roma e aggregato al ROS dei Carabinieri in via Salaria e poi dislocato in Sicilia per continuare l'attività che avevo tuttora in corso. Quindi un reparto centrale a Roma? Sì, signore. Ma lei in quel periodo si occupava esclusivamente di indagini siciliane? Esclusivamente di indagini siciliane. Ora ci dica per favore qual è la scaturigine, l'origine di questa sua indagine svolta dal 94 al 96 e quali fossero i temi trattati, a che cosa mirasse questa indagine e quali gli accertamenti che lei ha effettuato. Sì, signore. Intanto genericamente e poi le porrò alcune domande specifiche. Sì. L'indagine nasce sui mandanti esterni alle stragi del 92 e del 93. Del 93-94, mi perdoni. E questi spunti investigativi nascono dalla collaborazione confidenziale che l'allora Luigi Lardo, appartenente alla famiglia mafiosa di Caltanissetta, segnala dalla disponibilità di fornire questa collaborazione confidenziale. A chi la dà questa disponibilità? La dà direttamente al dottor De Gennaro della DIA, il quale incarica sia me e Colonnello Di Petrillo, ma poi sono io che conduco le indagini, di svolgere di gestire questa fonte confidenziale che poi sul territorio siciliano, e inizio ad avere dei contatti prima in maniera sporadica, cioè svolgevo delle missioni in Sicilia per incontrare Lilardo nei luoghi più disparati per questioni di sicurezza, stabilendo di volta in volta il successivo incontro, e poi invece quando nell'aprile del 94 si ha la percezione di poter svolgere un'indagine più concreta sul territorio, perché si era avuta notizia allora che Provenzano era vivo e vegeto e governava Cosa Nostra,
in quanto Ilardo aveva incontrato un suo emissario, ebbi la disposizione di organizzare un reparto, un gruppo di investigatori collegato con il centro operativo DIA di Palermo per svolgere indagini sul territorio. Per questo scesi nel maggio del 94 in Sicilia e svolsi delle attività appunto investigative. Il riguardo e l'intera attività di Cosa Nostra dal senso organizzativo, per cui avendo la possibilità di gestire le notizie di una fonte di primo livello, perché in quel momento reggeva le sorti della famiglia Madonia, che era da sempre l'alleato più fedele di Provenzano, per cui potevo seguire famiglia Madonia di dove? Di Caltanissetta, per la precisione del verbale. Sì, di Caltanissetta, per cui potevo avere informazioni e svolgere indagini sulle evoluzioni di Cosa Nostra, che in quel momento viveva una fase di transizione molto importante, sia interna strutturale che anche nei confronti delle istituzioni. Per cui questo fu lo sviluppo investigativo. Avevo in più una squadra che sviluppava parte degli accertamenti sul territorio e dei pedinamenti, anche perché si ebbe la fortuna di poter seguire e di poter controllare alcune lettere di Provenzano che tramite un emissario di Provenzano mandava alla famiglia di Caltanissetta, per cui potevo controllare gli spostamenti di questo personaggio. Mi scusi, adesso proprio arriviamo a queste lettere di Provenzano. Intanto alcune precisazioni. Quando Ilardo Luigi per la prima volta chiede sostanzialmente di iniziare un rapporto confidenziale con ufficiali di polizia giudiziaria, si trova in stato di libertà o di detenzione? In stato di detenzione, era ristretto presso il carcere di Lecce. Sì. Poi lei nell'arco di questo periodo, gennaio 94, luglio 96, ha periodicamente, in parte lo ha già detto, però vorrei qualche precisazione in più, ha la possibilità di incontrare materialmente e fisicamente Ilardo? Sì, costantemente. Costantemente. Ecco, su per giù per capire un po' la frequenza. Lei ha detto in una prima parte un po' più sporadicamente, poi più fino al maggio fino al 20 maggio del 94 avrò svolto una decina di missioni, dico sporadicamente perché partivo da Genova, stavo 3 giorni in Sicilia e poi ritornavo, e avrò fatto una decina di missioni, per cui abbastanza spesso stavo con lui. E poi dal maggio, quando poi sono sceso in Sicilia, lo stesso lo incontravo sovente, ogni volta facevo relazioni sempre di servizio, a seconda le novità anche, e anche gli sviluppi investigativi che c'erano di volta in volta. Per cui mediamente ogni settimana lo incontravo. Ecco. Lei a un certo punto, lo ha già detto, viene trasferito alla divisione Palidoro dei Carabinieri e aggregato al ROS. Questo suo rapporto con il confidente, con il mafioso Ilardo Luigi, continua anche durante la sua appartenenza al ROS? Sì, signore. Io rappresento Ilardo, se aveva mai intenzione di continuare il rapporto anche con la struttura sempre della DIA, ma Ilardo dice no, guardi, il rapporto ormai è incardinato, anche per ragioni ovvie, l'ho compreso immediatamente, di sicurezza, con lei, anche perché ho imparato a conoscerla. Per questo il mio rapporto continuerà sempre con lei. Poi sarà lei a dare le notizie a chi le dà, ovviamente non gli interessava relativamente, sapevo sempre che l'avrei riferite poi all'autorità. Lei materialmente sia alla DIA che al ROS, volevo capire una cosa, in ordine al contenuto delle confidenze di Ilardo, che ovviamente nello specifico non le posso chiedere di riferire, ma informava altri suoi colleghi o superiori alla DIA e poi al ROS? Allora, in ordine almeno a quelle che erano le evoluzioni principali del... Allora, le informazioni io redigevo relazioni di servizio che davo alla direzione, al dottor De Gennaro. Poi
Per quanto riguardava notizie di competenza territoriale, mi rivolgevo di volta in volta ai vari centri di pertinenza. Ad esempio, quando abbiamo operato per la cattura di Spamenisanto, mi sono rivolto alla questura di Messina. Quando invece abbiamo arrestato Aiello, ci siamo rivolti alla struttura di Catania, per cui sempre ovviamente autorizzato dalla direzione, ho operato con la struttura di Catania. Così quando abbiamo svolto le indagini su Bagheria ci siamo rivolti al centro di Palermo e abbiamo operato con il centro di Palermo. Mentre quando sono transitato a Ross, il mio punto di riferimento è stato la sezione anticrime di Caltanissetta e l'allora capitano Damiano. È stato lui il mio referente indicato dal mio comandante, da collega da cui dipendevo, e mi sono rivolto sempre a lui poi lui pensava ad articolare i vari servizi. Senta colonnello, nel tempo le notizie che le ha fornito Ilardo vi hanno consentito di arrestare dei latitanti e dei latitanti per reati di mafia? Sì signore, come le ho detto il primo risultato operativo fu presso una banca di Messina. Trovammo dell'attrezzatura per fare dei furti abbastanza sofisticati, infatti c'erano lance termiche specializzate per aprire i cavò, ma quello fu il primo risultato così operativo. Poi arrestammo immediatamente il Spamenisanto, che era l'allora responsabile, perlomeno l'elemento più in vista, anche perché non c'era una struttura operante di Cosa Nostra organica su Messina, Spamenisanto in Messina. Era latitante questo signore? Sì signore, era latitante e lo arrestammo, fu il primo arresto. Dopodiché arrestammo Aiello Vincenzo in Catania, che faceva parte della reggenza insieme a Galea di Cosa Nostra. Dopodiché abbiamo arrestato il Vaccaro, che era il capomandamento, Vaccaro Domenico, che era il capomandamento di Caltanissetta. Poi abbiamo arrestato altri latitanti Nicotra, appartenente ai gruppi di Sciuto, il De Laudani in Catania, e poi Fracapane Vincenzo, Vincenzo, che era il capomandamento di Agrigento e nelle campagne di Agrigento. Fracapane Vincenzo o il nome di battesimo è diverso? Fracapane sì, Vincenzo, perché poi c'erano i fratelli Lorenzo, questo il nome non mi ricordo. Salvatore può essere? Può essere. Comunque lo controlleremo. E insieme ad altri 2 pastori arrestammo di piazza, se non sbaglio. Ma io voglio capire, sull'arresto, per l'arresto di questi latitanti avevate ricevuto indicazioni precise da... No, ovviamente ogni indicazione che dava Ilardo era sempre generica, non era mai precisa, anche perché per incontrare il latitante lui veniva portato o veniva prelevato a seconda i luoghi dove gli veniva dato l'appuntamento. E dopodiché, facendo un esame del percorso e dei ricordi che lui aveva dell'incontro, sono riuscito di volta in volta, anche grazie al personale che mi coadiuvava, a ricostruire i tragitti. Ad esempio, ricordo quando stavamo fra Campana e Salvatore, ad esempio, sapevo solamente la casa degli appuntamenti, che era in uno spiazzo. Facendo un sopralluogo di questa casa degli appuntamenti, che non fu semplice anche quella per arrivare, anche perché diede tutta un'indicazione, e mi ricordo che ricordò alcune case dove era transitato vicino, per cui ripercorrendo questo percorso siamo arrivati alla casa degli appuntamenti. Poi, vedendo nelle alture circostanze una collina che dominava questa casa degli appuntamenti, ritenni utile svolgere degli appostamenti, dicendo prima o poi ci faranno anche degli altri appuntamenti. L'esame del territorio e la fortuna poi mi ha permesso di individuare, dopo una settimana che facevo appostamenti sulla montagna, trovai che in una casa non lontana, e da alcune attività che svolse una persona che usciva dalla finestra, dalle macchine, riuscì a individuare. Avete fatto delle attività di ricerca? Esatto. Senta, questi... Così sempre, per ogni latitante abbiamo svolto una ricerca simile.
questi arresti di questi latitanti, intanto lei ha ricordato Vaccaro, Fragapane, Sì, anche Aiello, Vaccaro. Sfamemi, sono stati operati durante il periodo in cui lei era alla DIA o durante il periodo di appartenenza al ROS? Noi alla DIA, Alla DIA. sì, signore. Quando lei transitò al ROS, mise a conoscenza i suoi colleghi e i suoi superiori della circostanza che questo suo confidente aveva comunque dato delle indicazioni molto utili per la cattura di questi latitanti? Sì, signore, io tutte queste informazioni, diciamo, il contesto generale lo dissi prima al comando generale quando rientrai, dissi guardate, io ho questa opportunità, sono costretto a gestirla, per cui ebbi poi la chiamata dal ROS di continuare a lavorare, diciamo, su questa indagine. E ad allora sia al colonnello Mori, che era il mio referente, raccontai per filo e per segno, diciamo, tutta l'attività investigativa svolta dall'inizio fino al momento in cui si era arrivato. Colonnello, lei ha detto che, diciamo, all'inizio l'indagine aveva come finalità quella della ricostruzione un po' del contesto dei cosiddetti mandanti esterni delle stragi del 92 e del 93. Poi ha già accennato al possesso e alla disponibilità di alcune lettere provenienti dal Provenzano. Io le volevo chiedere se le indagini che lei ha sviluppato sulla base delle indicazioni dell'Ilardo hanno avuto ad oggetto specifico, e se sì, da quando a quando, il rintraccio e la cattura del latitante Bernardo Provenzano. Sì, fu un'opportunità che si aprì, perché, le ripeto, l'indagine è sempre stata ed è nata sui mandanti e sull'evoluzione, perché quella, diciamo, era la base investigativa. Quando poi Ilardo incontrò l'emissario di Provenzano che andava ad imbucare, che poi stabilimmo in Reggio Calabria, alcune lettere per nominare gli avvocati in un processo che aveva, chi era questo emissario? Simone Castello, era un imprenditore ortofrutticolo di Bagheria, che poi identificammo in Simone Castello. E grazie, diciamo, a questo primo riscontro si ebbe la possibilità di poter fare un'indagine seria su Bernardo Provenzano. Anche per questo fui mandato in Sicilia. E diciamo, una buona parte delle attività che allora ho svolto sono incentrate proprio sulla possibilità di rintracciare Provenzano, che in un primo momento veniva indicato presente in Bagheria e poi successivamente si spostò da Bagheria perché, come dalle segnalazioni che si ebbero, la sua presenza era piuttosto insicura, poco sicura, il suo nascondiglio in Bagheria. Lei su Bagheria, in particolare, naturalmente secondo le indicazioni che man mano le andava fornendo l'Ilardo, per quanto tempo ha lavorato e su quali soggetti avete lavorato in particolare, se avete fatto dei servizi su qualche soggetto in particolare a Bagheria, in che periodo? Allora, abbiamo lavorato dal maggio, anche un po' prima, dall'aprile, diciamo, del 94 e fino al 95 abbiamo lavorato su Bagheria, e mi ricordo nel 95 in uno degli ultimi contatti l'abbiamo avuto con Greco Nicolò, abbiamo fatto dei servizi a seguito dei viaggi che fece il Lilardo in Bagheria. Comunque, seguendo il Simone Castello e di volta in volta i vari biglietti che si muovevano sia mandati dal Provenzano sia dall'Ilardo, noi abbiamo svolto dei servizi, il mio personale ha svolto dei servizi di pedinamento nei confronti del Simone Castello e nei confronti più anche su dei personaggi che già ci indicò anche l'Ilardo, per cui abbiamo avuto una doppia attività di investigazione. Dai pedinamenti, e la figura principale che emerse oltre a quella del Simone Castello fu lo Iacono Pietro. Fu il personaggio Loiracono Pietro, che era il personaggio che incontrò una mattina il Simone Castello,
di ritorno da un contatto con Lilardo, e in quell'occasione Lilardo aveva consegnato una lettera che doveva giungere al Provenzano e dice: guardate, pedinate domani mattina sicuramente il Simone Castello, perché avrà dei contatti molto significativi. Per cui il pedinamento che partì quella mattina permise di identificare in un soggetto che al primo momento venne indicato di circa 40-45 anni, 1,80 m, che era arrivato su una Punto Bianca, se non ricordo male, e che era intestata a un'associazione di soccorso per anziani. Si ricorda il nome? Associazione Pro Tempore Fratellanza, che aveva 2 sedi, una in via Consolare, se non sbaglio, in Bagheria, e un altro lungo la strada per Agrigento, aveva un'altra sede, che ci fu anche quella abbastanza significativa per le nostre. Comunque questo soggetto di cui lei sta parlando successivamente, in relazione ai pedinamenti che avete fatto, ai servizi di osservazione, è stato da voi identificato? Sì, con certezza. In Pietro Lo Iacono? Con certezza. Anche quindi, perché il personale che poi ha pedinato, ha fatto il riscontro nei documenti, l'abbiamo riconosciuto perfettamente. Sì, mi dica una cosa, per fermarci diciamo a questo servizio di pedinamento successivo alla ricezione del biglietto, poi ne parleremo, da parte di Simone Castello. Simone Castello quella mattina, mi pare che lei ha detto, si incontrò con Pietro Lo Iacono, sì, e poi andarono da qualche parte? Sì, allora, la sera prima lui ricevette il biglietto da Ilardo, diciamo, che poi fu Tusatonino, diciamo, per cui, come raccontò Ilardo, a consegnargli il biglietto. E il mattino lui uscì, se non ricordo male, dalla sua abitazione e andò prima in via Consolare, andò in questa ortofrutticola, che se non ricordo male, no, andò prima in un'ortofrutticola in via Consolare, poi se ne andò a un bar, un bar che Oriente Express mi viene da ricordare in questo modo. Sempre a Bagheria. Sempre di Bagheria. Lì fu raggiunto da un personaggio che aveva quelle descrizioni che l'ho fatto prima, sui 45 anni, alto 1,80 m, che arrivò con questa Punto Bianca targata a Palermo. Quello che è stato poi identificato in Pietro Lo Iacono. Esatto. Il Simone Castello era a bordo della sua Mercedes, se non ricordo male, e salì sulla Fiat Punto, e con tutti e 2 insieme se ne andarono presso ad Aspra, al comune di Aspra, che era più avanti, e si fermarono nei pressi di una ditta di pesca. Lì scese, rimase in macchina il Simone Castello, e scese per una decina di minuti questo personaggio allora sconosciuto, che poi venne identificato in Lo Iacono Pietro. Rimase dentro una decina di minuti questa ditta di pesca là, Sud Pesca se non sbaglio, che era intestata ad un altro personaggio che poi era invece di Gutta d'Auro, questo venne stabilito. E ritornò in macchina, ritornarono di nuovo nei pressi del bar e riprese la macchina poi il Simone Castello, la sua Mercedes, e si allontanò. Da qui partirono gli accertamenti e ebbe poi un altro contatto, se non sbaglio, in Palermo con un altro personaggio, Liborio, mi è sempre rimasto un po' così impresso. E dopodiché partirono gli accertamenti per identificare questo personaggio che era il proprietario di che aveva utilizzato questa macchina, e venne identificato in Lo Iacono Pietro, che aveva questa società insieme al nipote e al fratello, che gestiva un parco di autovetture piuttosto vasto e anche significativo per il tipo di indagini che noi facevamo. Infatti ci fu per noi subito un sospetto. Senta, Colonnello Riccio, noi abbiamo acquisito agli atti di questo processo tutta una serie di lettere, anche una sentenza passata in giudicato in cui si afferma che la paternità di queste lettere, o di molte di queste lettere, è di Bernardo Provenzano. Lei ha già accennato a lettere o pizzini di cui le parlava Ilardo. Sì, signore. Se non ho capito male, giusto? Sì. Allora, io vorrei capire una cosa, non le faccio domande intanto sul contenuto, perché abbiamo agli atti le lettere. Io volevo capire qual era la situazione, cioè volevo capire se man mano che Lilardo riceveva o spediva queste lettere, e quindi le riceveva da Provenzano tramite altre persone o per Provenzano le inviava,
se gliele esibiva o se sono state esibite e da lei acquisite come risulta dal verbale di sequestro soltanto alla fine. Cioè, No, le lettere le leggevamo insieme, le ho sempre lette e ho preso anche appunto. Le ha sempre tenute lui, e gli ho detto conservate, perché se un domani deciderei, io cercavo sempre di portarlo a una collaborazione, un domani sarà anche un riscontro utile. Ovviamente io le lettere me le sono sempre lette, mi sono sempre insegnato i contenuti, li ho sempre riferiti, anche perché su molte di queste lettere c'erano sviluppi investigativi molto importanti. Per cui sia le lettere che ovviamente quello che lui ha spedito ne ha fatto fotocopia, altre le ha sempre tenute lui, anche perché in certe occasioni, pur contravvenendo le regole interne di Cosa Nostra, gli servivano anche da far vedere o discutere con i suoi, diciamo, complici. Per cui le ho avute poi solamente alla fine queste lettere. sì. E questa fase in cui Ilardo le mostra man mano che arrivano queste lettere, da quando a quando dura? E le lettere, Noi abbiamo agli atti circa, mi pare, 14 Guardi. lettere con qualche pizzino allora, allegato. le lettere, mi ricordo che la prima lettera però non ne ho avuto, lebbi proprio la notizia fu dell'aprile, perché quella famosa lettera di dove si parlava che doveva andare a imbucare, e partono dal maggio, partono, diciamo, dall'estate dall'estate del 94 fino al 95 partono le lettere, fino alla fine del 95. Fino alla fine del 95. Fino alla fine del 95, mi sembra. Perché poi ci sono le ultime lettere riguardano la zona di Enna, comunque sì, circa, credo. Lei Ce ne furono parecchie in settembre, giugno, comunque. Lei poc'anzi ha detto che man mano queste lettere o di queste lettere riferiva il contenuto anche ai suoi superiori. Certo, sempre. Questo è avvenuto anche durante il periodo di sua permanenza a Rosso dei Carabinieri? Sempre, per forza, sempre. Senta, a proposito di queste lettere, se il Tribunale mi dà il permesso, le volevo leggere un passo di una lettera che è acquisita agli atti del fascicolo per il dibattimento. È contrassegnata, signori del Tribunale, dal numero 5, con la dicitura reperto numero 5. Non gliela leggo tutta, però è quella che inizia con: carissimo, con l'augurio che la presente vi trovi di ottima salute, ma questo credo che non sia molto individualizzante. E poi dice: non so se questo paese di Tusa cade da voi o a Enna, e comunque tu puoi aiutarci sia da voi che a Enna. Parla, se non sbaglio, quella parla delle regioni Patti? Il paese è Tusalago, proprietà Ippolito Ragonese. Sì, la ricordo. La figlia vuole dare tutto ad un amministratore che ci interessa. Mi dicono che ai tempi del padre si interessava un certo Antonio Patti. Esatto. Allora, questa è una lettera che le esibisce Ilardo? Sì, questa qui, se non sbaglio, l'aveva lasciato. Sì, lui l'aveva lasciato. C'era stato prima un pedinamento che avevamo fatto noi a Bagheria, poi questa lettera la lasciano a Barbieri Carmelo, se non ricordo male, e poi l'acquisisce Ilardo, ed era una lettera del Provenzano nel quale gli chiedeva di interessarsi per una signora di una loro conoscenza che non si trovava bene più con l'amministratore, che era della famiglia originaria, e voleva metterne un altro. E allora gli chiedeva Provenzano: interessati tu, perché questa signora non va d'accordo con questo personaggio e a noi sta più a cuore questo qua. Poi, a seguito di questa lettera, c'era un'altra. Aspetti. Sì, infatti c'è scritto: il patti con la signora non sono compatibili, vorrebbe non averlo tra i piedi, eccetera. Esatto, eccetera. infatti non gliela leggo tutta. Sì. Colonnello, lei riesce, visto che ricorda anche il contenuto di questa lettera, ancora prima che io la leggessi tutta, lei è stato in grado di
di riferire il contenuto al Tribunale. Lei ricorda il periodo in cui Ilardo le mostra questa lettera e se ha modo di capire se era pervenuta da poco, se era nella disponibilità da tempo di Ilardo? Settembre, se non sbaglio, era settembre 94, mente. Vediamo. C'era stato un pedinamento subito dopo quello di Loiacono, subito dopo l'identificazione di Loiacono, mi viene così da quel ricordo, questa lettera viene acquisita. C'era stata la lettera che era partita per consegnata, quel pedinamento che abbiamo parlato prima, fatto nel quale viene identificato Ilardo e Loiacono. Dopodiché c'è stato questo biglietto, se non ricordo male, c'è stato questo biglietto lasciato e poi successivamente c'è l'incontro con il Simone Castello a Sciacchitello, perché prima si dovevano incontrare al Motel Gelso di Catania. L'incontro non avviene perché gli dice guarda, e si incontrano a Sciacchitello, per cui questo biglietto è tra questi due servizi qua. E vediamo se ci arriviamo ad una più precisa collocazione temporale attraverso un'altra domanda. Lei ricorda quando le viene esibita questa lettera, se era già transitato al ROS o se era ancora alla DIA? No, non ero transitato ancora al DIA Era ancora alla DIA? Sì, ero ancora al DIA. Poi queste lettere lei le acquisisce fisicamente quando? Li acquisisco, comunque tutti questi contenuti poi li ho riferiti perché ovviamente mi ero segnato tutto. Quindi, e li riferisco nel giugno del 95, riferisco tutta l'attività che ho svolto, la riferisco integralmente a ROS. E poi poco prima, quando torno nel maggio del 96, li acquisisco queste lettere e le consegno poi a ROS, che poi vengono allegate al rapporto. Poco prima che morisse l'altro, quando siamo scesi in Sicilia, a Catania. Senta, c'è un allegato a questa lettera nel quale si legge: ditta Aiello deve fare lavoro strada interpoderale a Bubudello, Lago di Pergusa, Enna. E ancora, a seguire, ditta Aiello deve fare lavoro strada interpoderale al bivio Catena. Poi c'è una parola dattiloscritta ma che non si capisce bene. Allora, poi c'è scritto Armerina. Piazza Armerina. Ah, esatto, Piazza Armerina. Intanto glielo esibisco questo documento per vedere se lei riconosce effettivamente il documento a sua volta esibito a lei da Ilardo. Vabbè, se vuole ci penso. Sì, poi era la macchina, la lettera 22. Sì, signore, la riconosco. Erano i biglietti che mi ha consegnato Ilardo relativi alle indicazioni che le aveva mandato il Provenzano chiedendo di interessarsi per l'aggiudicazione di questi due lavori. Infatti, ma anche altre volte mandò altri biglietti simili, perché lui si interessava di tutti questi lavori che venivano svolti, anche per lavori del gas che avevano mandato, Centuripe, mi ricordo, in varie, l'attività prevalente di Lardo era di interessarsi di tutti i lavori che gli assegnava di volta Provenzano. A proposito, incidentalmente, poi ritorniamo a questa cosa, a proposito di questi lavori del gas Centuripe. Lei ricorda anche quale fosse la ditta segnalata?
Allora, erano Cavallotti e le imprese Coop. E le imprese? Allora, perché arrivò, non perché me lo ricordo come lettera, arrivò di interessarsi sia per un'impresa Coop di un'assegnazione di lavori, mentre per il gas erano la ditta, erano i Cavallotti, i fratelli Cavallotti. Erano due appalti di cui si doveva interessare. Sempre nel territorio di... Sempre nel territorio di Agrigento questi qui erano. Centuripe però è in provincia di Enna. Allora Enna, adesso diciamo, provincia. Senta, colonnello. Perché si interessava il Carlino, si interessava. La vostra squadra, cioè io voglio capire una cosa, lei man mano aveva la possibilità di leggere queste lettere? Sì, le annotavo. Le annotava. E proprio per esempio con riferimento a questa lettera, no? Qui, così come lei ha ricordato ancora prima che le leggessi il contenuto integrale, per esempio si fa riferimento a questo problema dell'amministratore della proprietà Ippolito Ragonese, si interessava un certo Antonio Patti, eccetera, eccetera. Materialmente, quando lei veniva a conoscenza di queste lettere, no? Che già allora vi venivano riferite come attribuibili a Provenzano, gli accertamenti, per esempio per individuare questa signora o questo signor Antonio Patti o questa proprietà, venivano svolti immediatamente, venivano svolti da lei li passava al suo comando, il comando aveva poi la necessità o comunque disponeva gli accertamenti, non veniva fatto niente sul momento, cioè come funzionava normalmente? Guarda, io diciamo di volta in volta tutti questi spunti investigativi, queste annotazioni investigative le segnalavo al mio comando o Dia o Ross, che dovevano svolgere loro le attività di investigazione e di riscontro sul territorio, perché solo loro, anche per una questione di sicurezza della fonte, non li potevo ovviamente svolgere io, se non ho svolto quella della ricerca latitanti, perché tanto ero fuori dal territorio, diciamo, non venivo identificato, e anche perché potevano anche esserci, diciamo, degli ulteriori sviluppi, potevo chiedere delle risultanze. È sempre stato un mio costante input e anche, diciamo così, fonte anche tante volte un po', non dico per usare un termine amarezza, ma incitavo un pochino a svolgere gli accertamenti, anche perché era un'occasione che dicevo sempre io irripetibile, per cui potevo anche approfondire eventualmente queste indicazioni. Per cui quando avevo la possibilità di parlare anche con il referente territoriale lo sollecitavo anche in tal senso, però diciamo la ripartizione dei compiti poi lo svolgeva direttamente il comando. Per esempio, quindi lei e la sua squadra non avevate il compito, no, non potevate per le ragioni che lei ha spiegato materialmente andare, non so, negli uffici o effettuare il riscontro? Anche perché la mia squadra, che erano poi 7 persone che stavano in bagheria, non dovevano essere identificate, per cui li tenevo 3 in un appartamento, 3 in un altro appartamento, e dovevano svolgere lavori di pedinamento, per questo non potevano svolgere attività investigativa in quanto sarebbero stati immediatamente identificati per gli operatori di polizia, anche perché ci muovevamo in maniera totalmente diversa dagli altri, anche diciamo senza borse, ecco, in modo da non essere completamente identificati, e per cui io davo questi accertamenti al centro di Palermo o alla direzione della DIA, diciamo che allora erano i miei referenti, e venivano svolte questi accertamenti che a noi servivano, quelli immediati dal pedinamento. Poi gli altri che avevano maggiore profondità, maggiore ampiezza degli accertamenti, venivano svolti da loro e tante volte non ne sapevamo anche nulla. Così poi abbiamo fatto lo stesso rapporto c'è stato nei confronti del ROS. Il mio referente è sempre stato il colonnello Mori e il colonnello Binu su Roma, esatto, e l'allora capitano Damiano su Caltanissetta. Però in quel periodo lì non avevo nessun militare alle mie dirette dipendenze. Mentre diciamo nel periodo della DIA ho potuto utilizzare del personale per svolgere, anche perché
erano interessati direttamente alla cattura dei latitanti, per cui mi hanno anche assegnato del personale e siamo riusciti anche a conseguire dei risultati operativi. Dall'altra parte invece la gestione è stata, da questo punto di vista, differente. Lei quindi durante il periodo di appartenenza al Rosso non aveva nessun militare alle sue dipendenze? No, io riferivo, non avevo nessun militare alle mie dipendenze, riferivo al collega Damiano e lui si occupava della ricerca, ad esempio la ricerca sul territorio, di ricerca latitanti, diciamo. Così è stato nella situazione ad esempio degli Emanuello, mentre anche ciò per cui riguarda anche i dati informativi li davo sia al capitano Damiano e li davo ovviamente anche al comando Rosso, al quale spiegavo anche le strategie molto più ampie che casomai potevano anche non interessare o marginalmente interessare il capitano Damiano, cioè riguardo l'attività. Andiamo allo specifico. In relazione a questa affermazione contenuta in questo biglietto, Dittaiello deve fare lavori strada interpoderale, esatto, Bubudello, e deve fare la strada interpoderale al bivio Catena di Piazza Armerina. Allora, ne ho dato prima informazione alla DIA, poi le ho dato anche a Rosso, tant'è vero che facevamo anche, mi chiese l'allora colonnello Moro di fare proprio un rapporto sintetico sugli obiettivi, e io di tutta la mia attività, di tutta la mia attività svolta sino ad allora, estrapolai tutti gli obiettivi sul territorio, anche i personaggi e luoghi non identificati, e consegnai questo rapporto, scevro da informazioni strategiche a colonnello Mori per fare ulteriori sviluppi investigativi, che però, le ripeto, erano già stati dati come dato informativo in precedenza, e poi li ho compendiati anche su un rapporto che consegnai al colonnello Mori, e lo feci anche per singola città, cioè feci prima a carattere globale, poi per singola città, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, indicai sia gli appalti, sia i personaggi, sia i nomi, se per caso non erano identificati, con le mansioni che allora venivano svolte, sia anche segnalai anche delle possibilità investigative che allora avevo appuntato dai miei incontri che potevano essere sviluppate, per cui consegnai questo rapporto a colonnello Mori per poter fare poi le attività investigative. E c'erano anche queste ditte, anche queste a Dittaiello, allora consegnai anche. Concentriamoci proprio su questo pizzino e su questi riferimenti, questo duplice riferimento alla Dittaiello e alle strade interpoderali. Lei quindi ne ha parlato in che senso? Cioè lei ha condotto direttamente accertamenti? No. Per verificare se esisteva una Dittaiello che si occupava di strade interpoderali e se stava effettuando dei lavori in queste località? No, non era compito mio. Ho riferito la prima volta alla DIA l'esistenza di questo pizzino e i contenuti del pizzino, così come era riportato, perché poi l'ho riferito a loro. Poi quando nel giugno sono transitato all'allarme presso all'Arma dei Carabinieri, che poi è stato nel settembre, ho riferito tutti i contenuti investigativi sinora acquisiti, che mi era ovviamente segnato tutto, e per far svolgere le ulteriori attività da quel reparto. Più nel giugno, se non ricordo male, nel giugno del 96 ho riepilogato tutta l'attività investigativa con un rapporto scritto che ho consegnato a colonnello Mori, e che conteneva una premessa di carattere generale, un'attività svolta su Bagheria, perché lui mi chiese mettimi nello specifico tutta l'attività che ha svolto su Bagheria, perché gli interessava molto Bagheria, e allora gli ho messo tutti i personaggi partendo dal primo, che è stato Giacinto Di Salvo, dal primo nominativo che noi individuammo, che fu Giacinto Di Salvo, perché si parlò che in strada in Corvina c'era una villa dove si nascondeva Provenzano, e sono partito da Gino Di Salvo sino ad arrivare all'ultima acquisizione informativa. E questo riferimento a Dittaiello lei... E anche la Dittaiello gliel'ho inserita, perché ho fatto poi città per città, mandamento per mandamento, tutti gli uomini,
tutte le ditte e poi anche la parte politica, ho messo dei nominativi politici, diciamo per cui lo ho fatto in maniera organica e completa, e c'erano tutte le attività di appalto, compreso la ditta Iello. Ma questo rapporto è stato diciamo consegnato ufficialmente oppure è stato una sorta di promemoria in vista di qualcosa che... No, diciamo, mi chiese questo rapporto così strutturato, gliel'ho fatto, poi ho voluto fare il rapporto che poi è stato Grande Oriente perché c'era tutta un'altra attività che non era inserita nel rapporto e che secondo me era importante, diciamo, mantenere traccia e memoria perché secondo me era importante dal punto di vista investigativo, per cui ho imposto anche questo ulteriore rapporto che poi diciamo l'ho denominato Grande Oriente, ecco, che poi quello è successivo alla morte di Ilardo. Successivo alla morte di Ilardo. Dico io questo che lei questo è precedente alla morte di Ilardo è del marzo se non sbaglio la data è del marzo, non vorrei adesso è del marzo del 96 ed è indirizzato diciamo esclusivamente al ROS, non all'autorità giudiziaria in quel momento. No, solamente al ROS. Poi dopo la morte di Ilardo ho dovuto fare il rapporto. Senta, lei prima con la DIA, poi con il ROS a cui aveva rappresentato, cui ufficiale aveva rappresentato sia subito sia poi con questo rapporto, diciamo l'esigenza di fare degli accertamenti su questa ditta Iello, no? Sì. È giusto, ho capito bene? Certo, La ditta Iello e su altre certo, naturalmente situazioni certo, rappresentate nelle certo. enti provinciali. Lei non ha mai fatto accertamenti, ha mai chiesto, ha mai saputo se qualcuno si sia attivato per cercare di capire fin da allora, dico, ditta Iello, strada interpoderale, se sono stati fatti quegli accertamenti, credo minimi, che avrebbero potuto in ipotesi consentire di capire subito qual era questa ditta Iello? Guardi, io ho chiesto tantissime volte, ma non riferitivamente solamente alla ditta Iello, un po' su tutto. Costantemente è stata una sorta di incentivare, anche perché vi era la possibilità di incrementare, di approfondire queste informazioni. Ne sono sempre stato, 1000 volte ho chiesto riscontro, mai ho avuto, notizia in tal senso. Tranne una volta che ho trovato che hanno svolto indagini, quelli della DIA, nella situazione di Agrigento, perché ci furono delle attività, allora ebbi modo di vedere che avevano svolto degli accertamenti anche perché c'era stato un morto su Miliotto, però dopo di allora non ho avuto assolutamente mai, nonostante avessi più volte sollecitato, ma non solo sulla ditta Iello, questo un po' su tutto, e anche con dispiacere le dico, perché tante volte mi sembra abbiamo un'opportunità unica di avere riscontro, possiamo approfondire, fare delle indagini, perché come la immaginavo io avrei fatto dei gruppi investigativi su ogni fatto, poi non è che comandassi io, per cui già era impegnativo l'indagine, la gestione dell'Ilardo, per cui più che dirlo, più che sollecitarlo, sembrava quasi volessi, insomma, ecco, questo era. Senta, questo rapporto confidenziale, ovviamente non le chiedo i contenuti delle confidenze, ma è stato mai finalizzato anche al tentativo di convincere Ilardo a intraprendere una formale collaborazione con l'autorità giudiziaria, quindi a convincerlo a consacrare a verbale le sue notizie su Provenzano e su tutto il resto dell'universo mafioso che lui conosceva? Sì, costantemente. Ovviamente è stato un approccio cauto, anche perché si parlava dei problemi familiari, umani e anche svolti al futuro, e poi quando gli arresti erano stati effettuati, per cui io ponevo sempre l'auspicato arresto di Provenzano come una data o momento opportuno per una sua collaborazione, ho sempre lavorato in quel senso e poi alla fine ne ho avuta la disponibilità.
da parte di Lardo a voler intraprendere una collaborazione, che in fondo io penso che già dentro di lui cominciava a considerare. Quindi a voler intraprendere una collaborazione con l'autorità giudiziaria. Con l'autorità giudiziaria. Certo. E questo quando si verificò? Guardi, questo si è verificato verso la fine metà, diciamo, ecco, i discorsi iniziarono con una certa frequenza da parte mia verso la fine del 95. Verso la fine del 95 ricominciai pian piano, anche perché la nascita dei figli, avevo visto dei due gemelli, avevano inciso profondamente sui Lando, per cui quello fu anche un momento che colsi e opportuno per dire, anche perché le due figlie avevano preso strade che a lui non piaceva, per cui si cerca un pochino di salvare la famiglia e di dare un futuro un po' diverso, e pian piano sulla base di questo qui iniziai a lavorare pian piano sui Lando. Questa intenzione, diciamo, di intraprendere formale collaborazione con l'autorità giudiziaria si manifestò, si esplicitò in qualche atto, in qualche incontro con l'autorità giudiziaria, in qualche interrogatorio? Sì, rappresentai prima ovviamente questa disponibilità al mio referente, che era il colonnello Mori, dopodiché ci furono dei contatti con l'autorità giudiziaria e si arrivò poi all'incontro del maggio del 96 in Roma, presso il Rossi in via Salaria. Incontro avente ad oggetto che cosa e tra chi? E una disponibilità, fu un incontro propedeutico a una disponibilità dell'Ilardo a collaborare ufficialmente con l'autorità giudiziaria, e fu svolto alle presenza dell'autorità giudiziaria di Palermo e di Caltanissetta. Lei era presente? Sì, signore. E a proposito dell'effettivo inizio di un rapporto di collaborazione con l'autorità giudiziaria, cosa si convenne in quella occasione? Si convenne che di lì, al termine dell'incontro, si convenne che dopo una decina di giorni l'Ilardo sarebbe transitato ufficialmente nel programma di protezione dopo una formale dichiarazione di intenti, per cui ebbi l'incarico di seguirlo ovviamente il giorno dopo, sempre per ragioni di sicurezza, di cominciare ad acquisire una prima panoramica completa dei temi che avrebbero interessato la collaborazione di Lardo, e poi di accompagnarlo per introdurlo ufficialmente nel programma di protezione, questo dopo circa una settimana da quell'incontro. Ecco, però non fu possibile perché fu assassinato. Quando venne assassinato? E venne assassinato il giorno 12, se non sbaglio, del maggio del 96. In Catania, sotto la sua abitazione, furono verso le 19 di sera. E quando era già fissato un interrogatorio, una formalizzazione? Noi dovevamo vederci il lunedì a Roma, perché il giorno dopo sarebbe entrato nel programma di protezione. Per cui io lo lasciai, e eravamo d'accordo che lui andasse nella casa di Lentini, nella fattoria, e lo lasciai nel tardo pomeriggio. Me ne andai poi per conto mio all'aeroporto, dove incontrai il collega Damiano, ebbi un incontro con lui, parlammo della situazione organizzativa, e poi presi l'aereo per tornare su a casa mia e poi scendere a Roma. Invece trovai poi mia moglie che c'era la notizia sul televideo che avevano assassinato Ilardo, per cui lo seppi dal televideo, dovetti chiamare io poi per scendere giù e dire: guardate che l'hanno ammazzato, che se no... Senta, ancora successivamente all'omicidio di Ilardo, lei ha ulteriore occasione di chiedere notizie sugli accertamenti che derivavano dalle lettere. In particolare ha avuto occasione di chiedere notizie se avessero identificato questa ditta Aiello, se avessero tentato di identificarla, se qualche accertamento fosse stato attivato, se c'erano state delle difficoltà, quali erano stati gli esiti di eventuali accertamenti. Guardi, io poi mi sono imposto per fare questo rapporto, e anche perché fu una mia
precisa volontà di fare questo rapporto, per cui andai poi alla sezione ROS di Caltanissetta per poi scrivere, diciamo, materialmente il rapporto. E di tutti gli esiti ho chiesto ovviamente al mio collega di darmi tutti gli esiti su ciò che fin l'ora era stato acquisizione informativa e richiesta di accertamenti. Non ho ricevuto nulla, ho fatto quel rapporto così come è stato scritto e mi hanno detto che poi avrebbero fatto, allegandolo, che poi ne ho avuto anche copia, ma diciamo una cosa molto striminzita a parere mio, diciamo, questo è il parere mio, e degli accertamenti svolti che erano suddivisi in acquisizioni informative dal punto di vista investigativo e acquisizioni invece sulle dichiarazioni che riuscì a registrare a Edilardo. Però anche di questa ditta di Aiello non lessi nulla di più di quello che avevo scritto del bigliettino di là, per cui ancora è stata una mia, ma non solo sulla ditta Aiello, le ripeto, ma su tanto, è stato ancora, diciamo, non dico mia curiosità, ma è rimasto così, ecco. Non devo... Senta, se lo riesce a ricordare, perché tra l'altro questo rapporto di cui lei parla antecedente l'omicidio di Ilardo, quello che ha consegnato al colonnello Mori, lei ne conserva copia? Sì, ce l'ho anche qua. È un rapporto che lei ha redatto a sua firma? Certo. Presidente, posso chiedere l'esibizione intanto al pubblico ministero di questo rapporto? Perché ce l'ha con lei? Sì, signore. Sì, non fa parte del fascicolo? No, questo no. Intanto, visto che è un documento a sua firma, poi vediamo se è necessario. Dovrebbe essere messo però a disposizione di tutte le parti. Questo è il fotocopia. Prego, allora lo possiamo mostrare alle parti. Il pubblico ministero penso che lo conosce già, no? Penso che casomai potrebbe essere oggetto di una futura richiesta di produzione dopo che la difesa ne può prendere visione e esaminarlo, anche perché è piuttosto voluminoso. Tutto l'attività investigativa. Certo, no, siccome non è depositato il fascicolo del pubblico ministero, le altre parti non ne hanno conoscenza. Sì, colonnello, questa è una copia che lei ha. Sì. E che lei ricorda di aver materialmente consegnato. Certo. Sì. No, a me interessava semplicemente fare una domanda. Siccome poc'anzi lei ha parlato di suddivisione per argomenti e addirittura per territori delle acquisizioni informative, se lei può riferire dove ritenne di inserire, in quale categoria o settore, i riferimenti che effettivamente ci sono alle strade interpoderari che doveva fare questa ditta Aiello. Se non lo ricorda può anche... Sì, Presidente, dico, in pratica si chiede al test di riferire in ordine ad un documento che è questo rapporto a cui il pubblico ministero ha fatto precedere la sua domanda dopo una consultazione riservata solo a lui stesso, una domanda che riguarda il contenuto del rapporto. Quindi prima di porre questa domanda o la difesa è in condizione di vedere il rapporto, perché diversamente per il suo controesame intende utilizzare questo documento, oppure la domanda in queste condizioni ad avviso della difesa non può essere posta. Allora, ci sono due aspetti. Intanto la consultazione, già il Tribunale si era pronunciato dicendo che ovviamente non poteva essere riservata solo al pubblico ministero ma a tutte le parti processuali, quindi
Non appena il pubblico ministero ha finito di consultarlo e l'ha fatto adesso, lo possiamo dare a disposizione delle altre parti, intanto per un'immediata compulsazione. Prego, pubblico ministero, lo possiamo passare alle difese. Questo in primo luogo. In secondo luogo, tuttavia, la domanda che sta facendo adesso il pubblico ministero, a mio giudizio, si riconnette a quella che aveva fatto poc'anzi, e veramente il pubblico ministero stava quasi per farla, cioè su dove veniva collocato questo argomento di tagliello, sia in relazione al contesto territoriale sia in relazione al settore di attività. Quindi credo che a prescindere dalla consultazione del documento la domanda sia ammissibile, poi sulla questione legata al contenuto e all'eventuale acquisizione ne parliamo poi successivamente. Lei ricorda, colonnello, in quale contesto inserì questi riferimenti alla ditta Aiello e alle strade? Insieme a tutte le altre ditte che tutti i lavori che erano emersi nel contesto delle indagini. Quindi sotto la categoria lavori, appalti, eccetera. Appalti, sì signore. Sempre con riferimento alle lettere di Provenzano? Sempre con riferimento alle lettere di Provenzano. E se non sbaglio anche erano un po' separati, perché questa mattina anche l'ho visto, ho visto che avevo segnato una prima volta Aiello, poi l'ho riportato anche sotto. Ecco. Comunque erano riferite sempre alle lettere di Provenzano. Vabbè. Io non ho altre domande, Presidente. Parte civile a domande? Nessuna? No, per ora non ha chiesto niente il pubblico ministero sul documento. Noi chiediamo un termine abbastanza più comodo per esaminare, anche perché dobbiamo procedere al pronto esame. Allora, sono l'avvocato Monaco. Colonnello, alcuni chiarimenti. Lei ha fatto riferimento a dei personaggi indicati da Ilardo e gravitanti nell'ambiente malavitoso di Bagheria. Lei ricorda i nomi di questi personaggi? Ne ricordo. Presidente, un attimo. C'è opposizione anche per avere contezza di un orientamento del Tribunale. Io mi sono astenuto anche in esecuzione di numerose, seguendo l'orientamento stabilito da numerose ordinanze del Tribunale di Palermo e della Corte di Cassazione, dal chiedere notizie specifiche sulle indicazioni che Ilardo ha fornito al colonnello Riccio. I nomi specifici sono venuti fuori con riferimento a servizi di pedinamento, di osservazione, svolti in esito, sì, si è capito, a indicazioni di Ilardo, ma non ho chiesto né nominativi né tantomeno circostanze che il colonnello Riccio ha potuto apprendere dalle dichiarazioni di Ilardo. Questo perché, come è noto all'avvocato Monaco, in più circostanze è stata affrontata la tematica della possibilità del colonnello di riferire in ordine al contenuto delle dichiarazioni confidenziali, e gli orientamenti di vari giudici sono stati sempre di segno contrario. Quindi io mi oppongo a che vengano poste domande dirette sul contenuto delle dichiarazioni, delle confidenze fatte dall'Ilardo al colonnello Riccio. Allora, revoco la domanda, Presidente. Rinuncio alla domanda. La può anche riformulare, perché non è... Sì, ma intanto ci rinuncio, perché l'osservazione del pubblico ministero è corretta, anche se ricordo come il pubblico ministero si è battuto invece per la tesi opposta, ma le hanno dato torto tutti, e quindi io la revoco questa domanda. Le chiedo invece, nell'ambito della indagine da lei svolta, nell'ambito dell'indagine da lei svolta su personaggi legati alla malavita di Bagheria, il personaggio Lo Iacono Pietro quando cade sotto la vostra osservazione? Cade ancora non identificato nel corso del pedinamento che viene svolto in Bagheria, a seguito una lettera che Ilardo manda tramite il Simone Castello al Provenzano, e quando Simone Castello incontra il personaggio
che si presenta a bordo di quella Punto bianca targata Palermo B9, adesso non ricordo bene la targa, e gli accertamenti che vengono svolti nei suoi confronti permettono al personale che ha operato il pedinamento di riconoscere in Loiacono l'autista della macchina e il personaggio che si era incontrato con Simone Castelli. Questo pedinamento, questo servizio di osservazione, quando avviene? Avviene all'epoca della relazione, che se non sbaglio è del settembre 94. Settembre 94. Se non ricordo male, o luglio 94. Potrei vedere, comunque è quella, diciamo, quella inserita nel rapporto. Senta, ricordo che c'è stato prima un incontro, come l'ho detto prima. Lui andò prima in questo magazzino ortofrutticolo andò prima in via Consolare in un magazzino e poi se ne va, esatto, quindi siamo nel settembre del 94, se non ricordo male, ecco, poi il mese dovrebbe essere quello, mi sembra che era un 14, adesso sia 14 settembre o 14 luglio. Senta, a quel momento quando il suo personale identifica in Loiacono Pietro il soggetto che si era interessato o si era incontrato con Castello Simone, cosa vi risultava a carico del Loiacono? Non era conosciuto. Non era un soggetto che aveva in precedenza formato oggetto di indagini? Da parte nostra no, lo identifichiamo in quel momento. Senta, poi lei ha detto che nel corso di quel pedinamento il Castello Simone si incontrò con un altro personaggio. Lei ha ricordato il nome, certo Liborio. Su questo Liborio avete svolto delle indagini? No, le ripeto, una volta identificato il personaggio Liborio, che era di Palermo, lo abbiamo dato al centro operativo di Palermo, anche perché noi eravamo in Bagheria, non potevamo svolgere indagini in Palermo, e per cui l'ho dato al centro operativo di Palermo. Avete chiesto dei pedinamenti anche nei confronti poi, di questo? erano loro, cioè io avevo compito di svolgere i pedinamenti in Bagheria. Poi c'era il centro di Palermo che svolgeva le attività di Palermo, come ho detto anche prima. Poi ho visto che altri avevano svolto indagini sempre su Miliotto, sempre da parte di Palermo. Venivano ogni giorno da noi a trovarci due ispettori del centro dia di Palermo che venivano a prendere i dati o le relazioni, le acquisizioni informative, che poi l'attività la svolgevano loro, perché era impossibile anche da parte nostra svolgere altri tipi di servizi. Cioè noi lavoravamo solo su questi personaggi, questo personaggio di Bagheria. Senta, una volta identificato il personaggio Loiacono Pietro, avete svolto dei servizi di osservazione sul Loiacono Pietro? Allora, abbiamo svolto dei servizi sul Loiacono Pietro, se non ricordo male, sono stati svolti due tipi di accertamenti. Prima un accertamento a carattere generale, stabilendo la famiglia, le proprietà, i mobili, tutto ciò che avesse attinenza col personaggio, e ho visto, che hanno prodotto del numeroso materiale. Poi hanno svolto accertamenti per stabilire la natura di questa associazione Fratellanza pro tempore, e sia sui mezzi utilizzati. Abbiamo visto, adesso lo ripeto sempre a memoria, che aveva, se non sbaglio, 2 ambulanze di tipo Volkswagen, aveva una decina di punto e svolgeva un'assistenza per anziani, poteva accompagnare gli anziani, e ciò per noi era importante proprio per il carattere, anche il fatto che Provenzano stesse male, si sapeva. Poi, se non sbaglio, aveva anche una sede lungo la strada tra Palermo e Agrigento, quella che passava per Mezzoiuso, e anche ciò poi dopo ci è servito per ricordare sempre anche a Ross la concomitanza delle due situazioni. Abbiamo visto che abitava se non ricordo male, in via Falcone, che era vicino anche al Gino di Salvo, che era invece in via E3, che erano 2 strade attinenti, per cui poteva anche esserci, e abbiamo svolto dei servizi d'appostamento, ovviamente con tutte le attenzioni, anche perché era un territorio a noi molto ostile, che poi facilmente ostile dal punto di vista attività investigativa,
per cui diciamo dovevamo essere molto attenti, anche perché in quel periodo erano cominciate anche a filtrare delle notizie che dicevano che erano state individuate tra delle telecamere che non erano le nostre, poste di fronte anche alla casa di Gino Di Salvo e di altri personaggi. Abbiamo svolto anche dei pedinamenti, però diciamo sempre limitati, proprio perché avevamo sempre quella famosa garanzia che da una parte era Ilardo con le sue lettere, che ci permetteva di non bruciare e non essere molto diciamo accaniti, molto addosso al soggetto da pedinare. Per cui sono stati svolti accertamenti per 2 o 3 mesi. Poi cos'è successo? Che il Simone Castello venne avvisato che nei suoi confronti doveva essere emessa un'ordinanza di custodia cautelare. Questo anche ci spaventò un pochino, perché Simone Castello era anche in grado, disse, di essere preavvisato per tempo, cosa che in effetti poi si verificò e si rese latitante. E dai pedinamenti che svolgemmo, o perlomeno il mio personale che svolse nei confronti sia del Simone Castello che dello Iacono, videro che questi erano molto attenti, ponendo in essere anche delle manovre atte a verificare se erano pedinati. Per cui cercammo di non esagerare, anche perché avevamo sempre cautelati dal fatto Ilardo che ci dava sempre l'opportunità di altre lettere, per cui andiamo con calma. Ma questo è sempre in quel periodo. Sì, ma questo rispetto al momento in cui il Iacono cade sotto la vostra attenzione, esatto. Questa prudenza a cui lei ha fatto riferimento, quanto tempo dopo si pone? E guardi, quasi subito, perché quasi subito, un tempo, un mese, perché gli accertamenti poi li abbiamo dovuti fare con molta calma per identificarlo, anche perché dovevamo sapere anche a chi rivolgerci, per cui abbiamo fatto un esame a chi rivolgersi su Bagheria per andare a fare queste informazioni, perché anche su Bagheria era difficile trovare anche le piantine, anche perché non trovare una piantina in quel periodo per noi della città era una cosa inimmaginabile. Quindi diciamo che il gruppo a cui lei si appoggiava aveva queste difficoltà a trovare una piantina alla città di Bagheria. Stiamo parlando del Rosso dei Carabinieri. No, anche della DIA. E anche della DIA. Certo, hanno avuto anche delle difficoltà. In quel momento lì ci sono stati per ragioni di sicurezza, anche perché da certi accertamenti che abbiamo svolto, come l'ho detto prima, c'era la possibilità che una notizia potesse trapelare, siccome c'era la vita anche in mano di persone di cui noi eravamo responsabili, non potevamo anche essere, se non che più che accorti. Ho capito. Per cui solo loro potevano, muoversi con la giusta sicurezza. Ma quindi durante questo periodo di osservazione voi non avete notato lo Iacono incontrarsi con personaggi di interesse investigativo? Noi abbiamo svolto, quei servizi che abbiamo svolti sullo Iacono sono stati sporadici, proprio per cominciare a vedere come si muoveva, perché non è che noi subito ci poniamo al pedinamento, perlomeno per la nostra esperienza, di una persona e lo cominciamo a seguire in maniera metodica. Abbiamo cominciato a studiare il personaggio, prima il luogo dove sta, dove abita, chi c'è vicino, tutta un'attività che ci vuole un certo tipo di tempo, di osservare come si muove, anche perché non conoscevamo perfettamente il territorio, bisogna un attimino vedere, anche perché avevano notato. Va bene, colonnello, anche perché noi non ci occupiamo di lo Iacono direttamente in questo processo, quindi. Sì, però se lei mi risponde o sì o no, se avete notato il lo Iacono incontrarsi con personaggi in quel periodo, perché io ricordo in quel periodo, anche perché non ho svolto proprio i servizi di pedinamento, no, io sarei, tranne quello andato ad Aspara, abbiamo visto che lui si è recato ad Aspara. Quello a cui ha fatto riferimento. Esatto. Un altro chiarimento. Lei ha detto, rispondendo a domanda del pubblico ministero, di aver letto le lettere di Provenzano consegnate ad Ilardo. Sì. Queste lettere recavano delle piegature, erano sigillate, erano state aperte, ce le può descrivere se erano dei bigliettini che avevano delle cautele nella loro chiusura, oppure se erano dei fogli assolutamente apribili? No. Allora, avevano delle cautele come questi bigliettini e anzi forse qualcuno sono riuscito anche
non so se a fotocopiarlo o ho preso solo appunti. Comunque, mi ricordo che erano anche scotchate, cioè messe dello scotch alcune, e anzi in alcune di queste avevo notato anche un numero, e l'avevo detto anche ai miei, ai miei colleghi a cui mi riferivo nell'attività investigativa, un domani di annotarlo, perché secondo me potevano anche essere interessanti dal punto di sviluppo investigativo. Erano tutti piegati. Lui mi disse che anche in un certo momento in caso di pericolo dovevano essere distrutte o addirittura ingoiate, cioè non dovevano cadere nelle mani. Quindi mi pare di capire che Lilardo aveva la possibilità, benché fosse un messo, di poter aprire... Non un messo, era il capo. Quindi erano biglietti diretti a lui? Lui era il capo, lui era il responsabile. Sì, ma erano biglietti diretti a lui? A lui. Ho capito. Quindi non che da lui transitavano ad altri soggetti. No, lui è il destinatario. Il destinatario e il mittente nei confronti di Provenzano. Va bene. Senta, lei rispondendo a domanda del pubblico ministero, dopo aver consultato la lettera contrassegnata come reperto numero 5, ha detto che questo bigliettino che faceva riferimento alla strada interpodale Bubudello e alla strada interpodale Bivio Catena di Piazza Armerina era una lettera relativa all'aggiudicazione di questi lavori. Se ne doveva interessare, ecco, se ne doveva interessare. Ma lei ha usato il termine aggiudicazione di questi lavori. Può essere più preciso da dove ha tratto questo concetto? Cioè, il concetto era questo, per come veniva riferito, lui aveva il compito di interessare... No, per come veniva riferito da chi? Da Lilardo. E allora questo lei non lo può dire. Vorrei capire lei da dove ha tratto il concetto che questi bigliettini a cui facevano riferimento le due strade interpodali si riferivano alla aggiudicazione di questi lavori. Allora, senza naturalmente far riferimento alla fonte, perché come abbiamo detto all'inizio del controesame lei non può far riferimento alla dichiarazione o alle confidenze di Lilardo. Allora, da tutte le altre lettere che mandava Provenzano a Lilardo, dove si parlava di lavori simili, c'era la disponibilità, c'era la direttiva di Provenzano di interessarsi o all'aggiudicazione dei lavori o alla tutela delle persone che dovevano svolgere i lavori o alla sicurezza, cioè che il lavoro fosse assegnato a quelle persone. Per cui dall'esame anche di quelle altre lettere in precedenza e anche successive ho tratto, se non devo dire... Scusi un attimo, colonnello, un attimo soltanto. Mi pare che le parti hanno fatto riferimento a una giurisprudenza, intanto non di questo collegio, perché noi non ci siamo pronunciati sul punto, e poi vorrei capire che tipo di giurisprudenza è e quando è intervenuta, e segnatamente se è intervenuta prima o dopo la pronuncia a sezioni unite del 2003 Torcasio proprio sul il problema della testimonianza indiretta. Ora, io ricordo che è una pronuncia della Suprema Corte, perché la Procura ha coltivato l'impugnazione fino alla Cassazione. Il dottore Di Matteo, che certamente ha più memoria di me, ricorderà se è prima o dopo la sentenza Torcasio. Presidente, le sentenze che si sono succedute anche proprio con riferimento al caso specifico hanno accolto delle obiezioni difensive che sono state, delle eccezioni difensive che sono state sollevate in vari dibattimenti per un particolare aspetto, che non è quello pare che sia il 201, perché ovviamente l'ufficiale di polizia giudiziaria riferisce il nome della persona. Quindi non è una fonte anonima confidenziale, ma è un soggetto ben individuato. Ma sono state accolte le eccezioni in merito al fatto che il rapporto confidenziale è stato iniziato con la presentazione di Lilardo all'ufficiale di PG quale esponente di spicco, addirittura in quel momento rappresentante delle famiglie mafiose di Caltanissetta, Enna, responsabile, eccetera, eccetera. Quindi è stato accolto il profilo della impossibilità di riferire delle dichiarazioni che
noi ci siamo battuti per il contrario. Io in questo momento, in questo momento le chiedevo di riferire l'impossibilità per l'ufficiale di polizia giudiziaria di riferire delle dichiarazioni di un soggetto che, secondo quelle ordinanze, avrebbe dovuto essere sentito ab inizio con le garanzie difensive, essendosi presentato come mafioso, come appartenente all'organizzazione criminale Cosa Nostra. Noi abbiamo sostenuto, argomentando il contrario, in diversi dibattimenti, compreso quello Grande Oriente a Palermo, Grande Oriente una tranche si è svolta a Gela, e altri dibattimenti, anche il dibattimento però nel grado di merito, lo Iacono, qui innanzi alla quarta sezione del Tribunale, abbiamo avuto sempre sentenze di segno contrario, comprese quelle che hanno riguardato proprio l'utilizzabilità delle dichiarazioni del colonnello Riccio. Il problema dell'utilizzabilità ce lo possiamo porre in un altro momento, se voi ritenete, visto che vedo che il pubblico ministero si è astenuto dal fare domande, diciamo, Senti, la difesa invece ne sta ponendo, quindi io possiamo porci il problema se il test possa riferire o meno sul contenuto, almeno non di tutte certamente perché non ci interessano, ma della parte di argomentazioni che riguardano questo processo. Il Tribunale si può ritirare in Camera di Consiglio, può decidere. Per quanto riguarda questo processo non ho sollevato la problematica, anche perché, voglio dire, ritengo di avere ottenuto il mio scopo, il rappresentante della pubblica accusa, attraverso l'esibizione delle lettere e i chiarimenti sugli eventuali accertamenti fatti. Per coerenza, ovviamente, l'unica domanda che si può ipotizzare, almeno questo è il giudizio del Tribunale, è di chiedere al colonnello Riccio se ebbe modo, visto che ha detto che commentava il contenuto delle missive con Ilardo, se ebbe modo di parlare con Ilardo a proposito specificatamente di questi lavori di strada interpoderale della ditta Aiello. Questa potrebbe essere, a nostro giudizio, l'unica domanda da porre, e secondo il Tribunale non vi sono controindicazioni a porla, sinceramente. Il restringimento dell'area della testimonianza indiretta, tenuto conto che si tratta di una fonte propalatoria di cui sappiamo nome e cognome, che tra l'altro è defunta, non mi pare che vi siano ostacoli. Del resto l'attività del colonnello Riccio, l'ha spiegato, era di tipo informativo, non era di tipo investigativo, diciamo, di polizia giudiziaria, quindi quelli che fossero, diciamo, i suoi doveri circa l'iscrizione notizia del reato, che non è un atto che compete al soggetto che svolge attività informativa per conto della DIA o del ROS, non mi pare, diciamo, che ci siano degli ostacoli. La difesa si conforma a quelle che... No, io lo dicevo anche perché lei stava ponendo delle domande, tenendo conto di quel perimetro che noi non abbiamo tracciato, quindi se lei vuole porre la domanda la può porre, viceversa la poniamo noi. Sente, poi quello che riterrà il Tribunale farà. Io mi mantengo nel perimetro già fissato e peraltro... Va benissimo, possiamo proseguire allora. Quindi, per completare la risposta, che si trattasse di opere per le quali ci preoccupasse dell'aggiudicazione, lo ha dedotto lei da anche una serie... anche dalle lettere precedenti e susseguenti che ha mandato Provenzano e di là, e le risposte anche che mandavo poi di volta in volta a Ilardo Provenzano dei compiti eseguiti. Senta, ma in relazione a questo contenuto del biglietto, ditta Aiello deve fare strada interpoderale Bubudello, lei ha mai preso in considerazione l'ipotesi che si trattasse del pagamento del pizzo? No, perché non era compito di Ilardo. Non era compito di Ilardo quale capofamiglia riscuotere il pizzo? No, esatto, prima di tutto Ilardo non andava a riscuotere lui il pizzo, ma casomai ci andavano altri. Ma rientrava tra le attività, diciamo... Ma è tutta la famiglia, ma lui si occupava del settore dei lavori, Ilardo. Certo. Le competenze di Ilardo nei rapporti con Provenzano erano di natura imprenditoriale, non di natura di pizzo, non se n'è mai interessato. Quindi diciamo che la famiglia alla quale apparteneva... I compiti di Ilardo, che poi la famiglia poneva in essere tutte le attività criminali di una famiglia mafiosa, che vanno dal pizzo all'estorsione, al traffico di stupefacenti, all'omicidio, tutto.
Ilardo, per i compiti che svolgeva Ilardo, erano dei compiti che gli venivano segnalati in parte anche da Provenzano, e Provenzano gli segnalava compiti di ricompattare o l'organizzazione, per cui lui andava ad Enna, andava e anche ciò si desume dalle lettere. No, io parlo dalle lettere, e anche delle lettere, no, perché siccome anche sono contenuti anche dalle lettere. Per quanto riguarda, diciamo, gli appalti, lui si doveva interessare o dell'aggiudicazione degli appalti e si muove anche per esempio su Enna per un depuratore, su Enna si muove o per l'aggiudicazione degli appalti o perché c'erano delle problematiche interne, in quanto poi casomai il responsabile di quella ditta era persona vicina a Provenzano. Dico vicino a Provenzano in quanto poteva essere anche amico di un altro mafioso che scriveva a Provenzano, e Provenzano poi dava disponibilità, ordine a Ilardo o richiesta a Ilardo di interessarsi. Ecco, fino, diciamo, la natura che ho visto degli interventi sono stati questi due. O stabilire, ad esempio, anche se un determinato somma di denaro, come è successo per l'acciaieria Megara, era stata pagata, era stata ritirata da un altro mafioso. Queste erano le nature, non il pizzo, diciamo. Quindi normale. Ilardo non si occupava lui personalmente di pizzo. Come capo avrà dato a disposizione ad altri, poi eventualmente. In relazione all'aggiudicazione, Ilardo, per quelle che sono le sue conoscenze, interveniva presso le stazioni appaltanti? Per quanto mi riguarda, io so che lui ha avuto più incontri con imprenditori e anche con soggetti politici per l'aggiudicazione degli appalti, sì. E per quanto riguarda le strade interpoderali, lei, per quelle che sono le sue conoscenze, si è rivolto alle stazioni appaltanti? Io? No, Ilardo. Questo non lo so. Io so che sempre da base dalle lettere, che per quanto riguarda degli appalti si è rivolto ai comuni, so che si è rivolto alle ditte appaltanti e anche ai politici. Benissimo, grazie. Senta, un altro chiarimento. Lei ha riferito che ha inserito tutte queste notizie, comprese quelle riguardanti gli appalti e quindi anche la ditta Aiello, nel rapporto del marzo 96 presentato al generale colonnello Mori, e di avere chiesto tantissime volte tali notizie, ma nessuno gliene fornì. Lei a chi si è rivolto per avere notizie di questo rapporto che aveva presentato nel marzo 96? Io non è che diciamo sul rapporto, su tutte le notizie. Sì. Su tutte le notizie mi sono sempre rivolto a tutti i miei colleghi. Ricorda i nomi di questi colleghi a cui lei si è rivolto? Certo, il collega Capitano Damiano, il colonnello Binu e il colonnello Mori. E nessuno di questi soggetti le ha mai dato risposta? Mi hanno sempre detto che stavano lavorando, che stavano svolgendo, e che dovevo invece, il mio compito era di gestire Ilardo e che continuassi a gestire Ilardo. Questo è stato una costante, diciamo, dal primo momento, che non era un compito che mi spettava. E queste cose le ho chieste specialmente quando poi ho redatto il rapporto finale, perché volevo essere un po' più completo e non essere semplicemente indicativo, ad esempio come la ditta Aiello, ma volevo mettere qualcosa, un accertamento, e mi hanno detto che non l'avevano fatti, che poi avrebbero detto. Io ho detto, il mio commento è stato: ve l'ho detto da una vita, aspettate l'ultimo momento. E questo qui è stato un ennesimo oggetto di commento, come altre volte, cioè che qui avevamo una possibilità importante da sfruttare, non è stata sfruttata. Senta, e questo lei lo ha nuovamente ribadito con questa richiesta di notizie dopo la morte di Ilardo? Le ho detto, quando Quindi sia prima che dopo? Prima, si può dire, ogni volta che tornavo su a Roma o mi incontravo col mio collega, chiedevo tante volte notizie di quello che era stato fatto. E mi si diceva: sì, stiamo lavorando, stiamo facendo, non sono ancora tornati. Avevano, diciamo, le loro attività e non mi davano una risposta esaustiva e immediata. Successivamente ho fatto questo rapporto, poi quando ho deciso di fare il rapporto finale per consegnare all'autorità giudiziaria, ho chiesto riscontro
tutto ciò che avevo fatto sino da allora. Tutto ciò che mi è stato dato è stato materia di compendio del rapporto, altro non l'ho visto. Del rapporto Grande Oriente. Di tutti gli accertamenti, cioè io di tutto Sì, ciò del secondo rapporto, dice l'avvocato, quello Sì, che poi ha portato all'indagine Grande che Oriente. però è già materiale che avevo già chiesto notizie già allora nel corso delle indagini. È chiarissimo. Senta, un'altra cosa, lei ha riferito su domanda del pubblico ministero che i suoi contatti con Ilardo erano finalizzati alla cattura del latitante Bernardo Provenzano. No, non proprio. Cioè, i miei contatti con Ilardo nascono sui mandanti esterni alle stragi 93-94. Poi, nel corso di queste indagini, nell'aprile del 94, si ha la percezione e la possibilità di giungere anche alla cattura. Prima di tutto stabiliamo che Provenzano era vivo, perché prima di allora non si avevano notizie di Provenzano, non si sapeva se era vivo o era morto. Dalla lettera che Simone Castello spedisce da Reggio Calabria per nominare l'avvocato Traina e un altro, per processi che aveva in Palermo, ed era firmata da Bernardo Provenzano, stabiliamo finalmente che Provenzano è libero e, come aveva sempre detto fino allora Ilardo, per Ilardo era il vero capo di Cosa Nostra, il vero deus machina dell'organizzazione. E noi svolgiamo, visto che Ilardo era il capofamiglia in pectore della Madonia e gestiva tutta la Sicilia orientale, svolgiamo indagini sull'evoluzione di Cosa Nostra e quando c'era la possibilità, senza penalizzare la sicurezza di Nardo, di giungere a delle catture che servono anche come riscontro un'attività investigativa oltre dei risultati investigativi stessi, e si operano tutta una serie di arresti di latitanti. Questo l'ha già detto. Esatto. E poi quando c'è la possibilità di tentare di arrestare Provenzano, poniamo in essere anche la cattura di Provenzano, che è un momento importante, ma non esclusivo dell'indagine. Ecco, Ilardo, sotto questo profilo, le diede qualche informazione nell'ottobre del 95 per giungere alla cattura di Provenzano? Sì. E può essere più preciso sul punto? Allora, lui dice che mi informa che dopo 2 giorni, se non sbaglio siamo nel 31 ottobre del 95, se non ricordo male, che ci sarebbe stato un incontro, lui doveva recarsi a un bivio di Mezzoiuso molto probabilmente per andare a un incontro con Provenzano. Lei, acquisita questa notizia, che cosa fece? Informai immediatamente il mio comandante. Il suo comandante chi era? Colonnello Mori. E prese lei delle iniziative al fine di poter procedere al riscontro di questo incontro ed eventualmente ad intervenire? Allora, io ero aggregato, per cui non ero, il responsabile della struttura. Rappresentai prima telefonicamente al colonnello Mori la possibilità, cioè l'incontro. Poi mi recai personalmente a Roma dicendo: guarda che c'è la possibilità di giungere alla cattura di Provenzano, e il colonnello Mori poi diede delle direttive, perché lui era il responsabile della struttura. Io la pensavo in un modo, lui la pensava in un altro. Io avrei proceduto come ho suggerito in quell'occasione, come mi ero già comportato nell'arresto di Salvatore Frapacapane, e mi dissero che avrebbero proceduto in maniera autonoma e che avevo invece, mi diedero delle direttive diverse. Ma lei svolse dei servizi di osservazione? No, chiesi in maniera specifica, le ripeto, di svolgere dei servizi di osservazione, perché mi recai il giorno dopo l'incontro di Lardo con Provenzano, mi recai sul territorio e individuai la masseria, dove poi hanno anche arrestato 5 anni dopo Benedetto Spera, e individuai con certezza la masseria e ovviamente, dando uno sguardo sul territorio, vidi anche dove potevo svolgere i servizi e riferii tutto ciò, e chiedendo di poterli svolgere. Mi dissero: questi non sono compiti tuoi, che sono compiti di altri. Mi disse chi, mi scusi, che Sempre il colonnello Mori. Per cui dopo una settimana mi dissero che non avevano ancora individuato la masseria. Sono ritornato un'altra notte, disse: guardate, è sempre quella che si supera il distributore di benzina della Esso,
posto sulla sinistra, si va, la traziera è l'unica nella... Cioè in sostanza lei l'aveva individuata questa masseria? Sono ritornato dopo una settimana dicendo guardate che quella masseria lì è l'unica di tutta la campagna, non ce n'erano altre. Dopo altri 10 giorni mi hanno detto che non la trovavano questa masseria, al che nel rapporto più che scrivere vi metto anche le coordinate geografiche, non sapevo più cosa scrivere. Senta Cornello, ma le fu opposto che non era fornito il rosso dell'attrezzatura per poter procedere a questa operazione? A me dissero che avrebbero svolto loro i servizi sulla cattura di Provenzano. Io chiesi di svolgerli io, anzi, disse guardate, se volete ho anche un'attrezzatura che posso procurarvi perché io ho già l'ho utilizzata, che è perfetta, no, usiamo la nostra. Tempo dopo ho incontrato anche il collega De Caprio che si lamentava che non avevano l'attrezzatura. Chiesi anche, ma gli esiti di questi servizi mi dissero che di starmi tranquillo, che non era un compito mio, tanto è vero che poi dopo una settimana mi disse che non avevano trovato la traziera, e che questo fatto mi preoccupò notevolmente, anche perché a Ilardo si pensava che la cattura avvenisse, se non dico il giorno stesso, dopo un paio di giorni, o perlomeno l'intervento. E invece dopo una settimana, anche ripeto, con mio notevole imbarazzo, dovetti dire a Ilardo, cercando anche di giustificarlo perché non potevo andare a raccontare altre storie a Ilardo, se andiamo dobbiamo fare un sopralluogo per una maggiore sicurezza, dopo che mi avevano detto che avevano aerei, elicotteri per individuare la masseria, e invece non avevano trovato nemmeno la strada. Per cui, ripeto, l'imbarazzo fu ancora maggiore quando poi ho dovuto ripetere ancora dopo altri 10 giorni l'ennesimo servizio perché non riuscivano a trovare la strada, che poi era l'unica, le ripeto. Per cui io ho chiesto l'intervento dicendo guardate, io ho l'attrezzatura che ho già... È chiarissimo questo, Colonnello. Deve dirci cortesemente quando accadde questo episodio? Allora, questo episodio accadde subito prima dell'incontro di Ilardo con al bivio di Mezzoiuso, rappresentai la possibilità di utilizzare questa attrezzatura. Sì, no, in che periodo si colloca questo? Siamo nel novembre 95. Nel novembre... 31 ottobre 95, se non ricordo male, sì. E la telefonata al mattino, una domenica mattina che mi telefono all'Ilardo e io chiamo subito il colonnello Mori. Questo incontro fra Ilardo, mi scusi avvocato se mi inserisco così completiamo. E lunedì poi io scendo a Roma. Sì, colonnello, mi scusi, questo incontro tra Ilardo e Provenzano in questa località. È il martedì. Quanto tempo prima lei era stato avvertito di questo incontro? A un giorno e mezzo prima. Un giorno e mezzo prima. Sì, io la domenica mattina ne vengo avvisato telefonicamente. Avviso le ripeto, sono dovuto scendere io a Roma perché pensavo che la notizia non avesse avuto nemmeno tanta importanza. E vado io a Roma e dico guardate che questo qui il martedì si incontrerà al bivio di Mezzoiuso per andare con Vaccaro Domenico molto probabilmente all'incontro con Provenzano, al quale parteciperà anche Ferro Antonio, uno di Catania, un oculista di Catania. E lei era nelle condizioni di individuare il luogo dove si doveva svolgere? Io ho l'attrezzatura idonea per poter svolgere il servizio. Mi dissero guarda, noi ce l'abbiamo noi l'attrezzatura per svolgere, per ora tu di Ilardo di disegnare tutto ciò che ci serve per individuare l'obiettivo che poi interverremo noi. E allora gli fate anche in fin dei conti anche lo sollevate anche dall'imbarazzo di restarglielo davanti, perché la sua paura io glielo avrei restato davanti, lui non voleva che si potesse giungere a questo, ecco. Senta, poi per quello che seppe da Ilardo, l'incontro ci fu tra Ilardo e Provenzano? Come no? Ci fu l'incontro, io poi la notte incontrai Ilardo, rimanemmo tutta la giornata, le ripeto, al mattino ci venne svolto il servizio e vidi che il personale che doveva svolgere il servizio non era nemmeno informato di ciò che sarebbe accaduto. E fu svolto semplicemente un servizio di pedinamento molto limitato con una serie di fotografie, fu verso Ilardo e Vaccaro Domenico che erano proprio lì al bivio di Mezzoiuso, con Vaccaro aveva una busta in mano dove c'era un riccio che dovevano consegnare, un istrice che dovevano consegnare Ilardo come presente a Provenzano.
E poi ci fu tutta la modalità di approccio che c'è stata, diciamo, che poi fa parte della relazione, diciamo, di servizio. Quella macchina che lo viene a prendere. Va bene, va bene. Prego, poi l'esito l'ho riferito poi il giorno dopo, cioè subito dopo l'incontro che ho avuto con Ilardo, riferisco sia al colonnello Bino, sia al capitano Damiano, sia al capitano Mori, riferisco i contenuti dell'incontro e tutte, partendo da quel cono che poi sarà la Barbera, do le indicazioni della macchina, il numero di telefono, la targa, il numero di telefono degli appuntamenti, tutti questi accertamenti che poi non ho saputo mai nulla, anzi. Sì, volevo che lei mi confermasse questo, o mi chiarisse questo particolare, cioè lei si offrì di procedere con i suoi uomini all'arresto? No, non avevo nessun uomo io. Io le ripeto, quando ero a Ross ero da solo, dissi, io fino adesso ne ho arrestati 7 di latitanti, cioè molti sono giunti all'arresto senza sapere anche l'effettivo nascondiglio, ma partendo da sommarie indicazioni tipo la casa degli appuntamenti. Dall'esame che ho fatto anche sul territorio, andando a vedere la casa, ho visto che ci sono delle alture, ci sono delle possibilità di nascondermi, e ho detto non sono compiti tuoi. Questo. Ho capito. Grazie, nessuna altra domanda. Ci sono domande di altri difensori? Un paio di chiarimenti. Sì, prego. Buongiorno colonnello, avvocato Massimo Motisi per il verbale. Senta, lei ha riferito prima che prima di stendere il rapporto dell'11 marzo aveva chiesto a un suo collega gli esiti dell'attività investigativa e gli accertamenti svolti nel corso del tempo. Segnatamente con chi aveva parlato? Soltanto col colonnello Mori o anche con... No, principalmente diciamo, sugli accertamenti, ovviamente non è che li chiedo diciamo, al collega Mori, li chiedo diciamo, al collega Damiano e al collega Urbino, poi ovviamente riferisco il contenuto del discorso anche al colonnello Mori che era il responsabile dell'ufficio, ma non chiedo a lui... Materialmente lei poi il rapporto lo stende senza questi esiti? Se no, io il rapporto è quello che diciamo che è gli atti del processo, lo stendo nella sezione anticrimine di Caltanissetta insieme al collega Damiano che dovrebbe accentrare tutti gli esiti dei vari accertamenti, il quale poi mi dice che avrebbe fatto, e poi ho visto anche gli atti, anzi me ne dà anche copia allora, 2 opuscoletti, uno in base alle acquisizioni informative acquisite dalle registrazioni dei miei colloqui con Ilardo, poco prima del suo assassinio, e l'altro invece sugli esiti investigativi, cioè sulle acquisizioni sia delle lettere sia dei miei spunti, diciamo, delle mie annotazioni, e che sono quelli che sono lì allegati. Questi 2 opuscoletti, scusi, sono allegati a questo rapporto? Io, diciamo, sono stati consegnati, allora io so, venivano consegnati insieme al rapporto. Sì. No, dico, questo che lei ha mostrato al signor pubblico ministero non li ha questi opuscoletti allegati? No, io non ve lo diciamo. Lei li ha a disposizione questi opuscoletti o no? Certo che ce li ho a disposizione. Ma non li ha qui materialmente? Non li ho qui, ma sono anche a disposizione della... No, purtroppo non avevamo neanche penso che siano stati consegnati alle autorità giudiziarie. Ho capito. Senta, per quanto invece riguarda l'attività investigativa che lei svolge, o comunque di pedinamento che lei e i suoi uomini svolgete nei confronti del castello, furono posizionate microspie o altro per seguire, per attenzionare il castello? Sì, se non sbaglio, se non ricordo male, fu posizionata, fu messo sotto controllo il telefono della sua abitazione e anche fu messa anche una microspia nella macchina. Però lui, appena riuscimmo dopo poco a mettere l'ambientale nella macchina, nella Mercedes del Simone Castello, il Simone Castello si incontra con Ilardo e consegna a Ilardo una lettera di cui ne acquisisco copia, che era la dichiarazione intenti di Carbonaro Dominanti, di un collaboratore, nella quale si parlava anche di Simone Castello. E lui dice: guarda, io sono stato avvisato che c'è un'indagine nei miei confronti, che sicuramente mi stanno mettendo delle microspie. Questo è il Castello che lo dice? Questo è il Castello, e da una lettera che io acquisisco a riscontro anche. Sì. Dice anche se diciamo, la mia collocazione è errata nell'organigramma che fa questo collaboratore, io penso che prima o poi mi arrestano, però riuscirò a evitare l'arresto perché ho una persona
che mi può informare dell'arma di bagheria, almeno così lui la qualificò. Scusi, lei, signor Tornello, era ancora in forza, tra virgolette, presso la DIA? Ero ancora alla DIA, esatto. E questa microspia che voi... Noi la mettiamo sulla macchina, e tanto è vero che quando lui ritorna si allontana per un certo periodo perché va in Romania, Sì. rientra e porta la macchina da un meccanico. Porta la macchina, che capiamo che mutualmente aveva fatto fare un controllo dell'autovettura. Tanto è vero che non poniamo più poi, diciamo, molto interesse, perlomeno presupponiamo che potesse averla scoperta, ecco, la microspia. Sì. Ma questa microspia che voi avete piazzato sulla macchina e quella presso l'abitazione erano regolarmente autorizzate o erano microspie messe per No, era regolarmente autorizzata dall'autorità giudiziaria di Genova. Chiedemmo, se non sbaglio l'autorizzò proprio lo stesso giorno, rimasi il 24, se non sbaglio, il 24 settembre, anche la data. Poi queste microspie vennero disinstallate o rimaste... E sì, poi vennero i tecnici, non è che un'attività che facevo io feci, diciamo, no, sulla posizione, dicevo sulla disinstallazione. Questo non lo so, che poi, diciamo, anche perché poi se ne occupava la DIA di Palermo, di queste attività, io sia quando l'hanno messa, anche perché poi sono attività che non competevo. Ho capito. Sente, su bagheria avete provveduto sempre durante questa prima fase a installare altre microspie o altri meccanismi di intercettazione? No, che sul castello? No, anche perché, come ho detto prima, in quel periodo lo riscontrammo anche noi sul territorio guardando, perché poi c'erano anche altri reparti investigativi. Infatti mi incontrai con il capitano anche De Caprio in quel periodo, che anche lui lavorava in Palermo, perché lavorava del Monte Mezzagno, pedinavano anche loro, erano dei servizi, e infatti, diciamo, oltre il mio riscontro visivo di altri personaggi che svolgevano attività investigative, anche là dove informò che Provenzano era venuto a conoscenza che c'erano parecchi reparti sguinzagliati sul territorio, tanto è vero che avevano rinvenuto anche delle telecamere posizionate da altri nei pressi delle abitazioni di alcuni soggetti imputati di essere appartenenti a Cosa Nostra, per cui ci astenemmo, diciamo, da determinate attività, se non produttive di un risultato quasi sicuro, anche poi, diciamo, avevamo la possibilità di seguire le lettere di Provenzano, per cui noi svolgemmo più un'attività in quel senso, e abbiamo svolto invece i lavori di appostamento presso delle ville dove pensavamo invece che potesse essere nascosto di Provenzano. Ho capito. Senta, tornando all'episodio che ci ha raccontato della mancata cattura di Provenzano, il giorno dell'incontro lei mi ha detto fu svolto un pedinamento limitato con fotografie. Sì, perché non dovevamo sempre pregiudicare, perché... lei non c'era? Cioè... No, io c'ero. Ah, partecipò materialmente a quella giornata? Certo che c'ero. Io ero sul posto insieme al collega Damiano e il suo personale ha partecipato, ha sorvegliato l'incontro, hanno svolto un pedinamento, poi ovviamente è stato molto limitato perché non potevano pregiudicare il servizio, anche perché non avevano né il dispositivo sufficiente per fare un lavoro di una certa... Il dispositivo intende in termini di personale? Uomini e mezzi. Noi chiamiamo dispositivo in senso generico, in senso lato, mi perdoni, in senso lato, per cui il dispositivo non era, diciamo, anzi per cui fu svolto semplicemente questo tipo di servizio. E nei pressi alla masseria qualcuno di voi andò? Le ripeto, la notte sono andato io, non c'è andato nessuno. La notte stessa e la notte dopo sono andato io con Ilardo. Ilardo ovviamente era coricato nel fondo della macchina con un cappuccio in testa, guidavo io, lui dava le indicazioni e ho trovato, diciamo, la famosa strada e masseria. E poi dico, l'indomani, quando ci fu materialmente l'incontro? No, l'incontro l'indomani. L'incontro è stato prima, perché se no non potevo trovare la quindi masseria. dopo, lei è andato successivamente. Perfetto. Sarei intervenuto. In quel momento lì, diciamo, sarebbe stata ben diversa la situazione, ecco. Ilardo viene preso al mattino del martedì all'incontro di Mezzoiuso e portato alla masseria. La notte si incontra con me e io poi faccio il sopralluogo con Ilardo per individuare
la masseria. Sì, colonnello, le chiedeva l'avvocato, al momento dell'incontro c'era qualche dispositivo attivo, qualche servizio di osservazione, no, qualcosa? l'incontro, Nulla. se non sbaglio, si esaurisce il dispositivo esaurisce le sue attività nei pressi del vivo di Mezzo Iuso, perché non aveva né la disponibilità né di mezzi né di uomini per poter svolgere un servizio particolare. Ci sono altre domande? Allora, in relazione a questo allegato alla lettera di Provenzano in cui si faceva riferimento alla ditta Aiello per 2 strade interpoderali, uno in Piazza Armerina e uno in Pergusa, lei questa lettera l'ha vista insieme a Di Lardo? Sì, l'abbiamo vista come sempre, li abbiamo visti insieme a Di Lardo. Il biglietto era... la notazione delle ditte era legata a una lettera a quella del ragioniere Patti, che non ricordo male era un bigliettino a scacchi e di colore giallo anche, perché in quel periodo, ed era scritto con questa lettera 22 che aveva alcune cose particolari. Lettera 22 sarebbe la macchina da scrivere Olivetti, sì, esatto. Che poi nella trascrizione non viene bene. Senta, Esatto. lei commentò con Di Lardo il contenuto di questo allegato relativo alla ditta Aiello in modo particolare? Si ricorda cosa venne detto? Venne detto che lui doveva interessarsi per l'aggiudicazione di questi 2 lavori, più doveva interessarsi anche per risolvere le problematiche di quella signora. Sì, per la questione del ragioniere Patti. Esatto. Dopo questo, diciamo, la visione comune insieme a Lardo di questa lettera, lei parlò di nuovo di questo argomento, per esempio, sa se Lardo rispose con un'altra lettera a Provenzano dicendo se si era adoperato, cosa aveva fatto? So che si adoperò, perché se ci fossero state delle problematiche avrebbe dovuto rispondere in tal senso. E invece nelle lettere successive a questa non ne parla. non ritornò più sull'argomento. Anzi, se non sbaglio, poi lo ringrazia per quelle attività che lui aveva svolto. Però questa è una sua deduzione, diciamo, nel senso che siccome non scrisse allora vuol dire che se ne occupò, oppure lei seppe che se ne occupò? No, io seppi da lui che se ne era occupato. Della questione delle ditte Aiello. Perché se no in più avrebbe dovuto anche scrivere, diciamo. Vabbè. Con chi se ne occupò, come se ne occupò, gliel'ha specificato? No. Se ho capito bene, quindi lei dall'inizio del 94 aveva un rapporto preferenziale con un soggetto indicato come responsabile. Nel 93, io inizio nel settembre del 93 a avere gli incontri presso il carcere di Lecce. Perfetto. Diciamo che da quando ritorna in libertà lei aveva dei rapporti preferenziali e confidenziali di tipo informativo con un soggetto che era responsabile della famiglia di Madonia, Pittu, Madonia, diciamo, quindi Caltanissetta con un'ampia estensione territoriale nel territorio siciliano. Questa persona le fa leggere delle lettere di Provenzano, le consente di arrestare dei latitanti, quindi si dimostra particolarmente, diciamo, addentro alle questioni di Cosa Nostra, è molto affidabile. Dopodiché le dà l'indicazione che a 48 ore di distanza vi sarebbe stato un incontro tra lui medesimo e Provenzano e Vaccaro Domenico. Lei lo riferisce al colonnello Mori, il quale dice ci penso io e non accade nulla. È questa la sintesi di quello che lei ha detto? Sì, signore. Vabbè, ci sono altre domande? Sì, Presidente, in realtà sono in fase di riesame in esito al controesame. Il Tribunale mi ha preceduto, diciamo, quindi non sono tutte scaturenti da queste ultime domande. Sì, va bene, prego. No, sono soltanto alcune precisazioni. Lei ha detto di avere appreso che ad una certa data ci fu una certa, mi pare che ha parlato di fibrillazione, perché erano state rinvenute o scoperte, o comunque si era saputo dell'esistenza di servizi di osservazione mediante telecamere presso l'abitazione di Gino Di Salvo. Ho capito bene? Di Gino Di Salvo è di un altro soggetto. Ora, queste cose lei da chi le apprende? Come le apprende? Allora, le apprendo da Ilardo, il quale voleva recarsi in bagheria e per anche sollecitare, perché una costante nostra era quella di giungere. Per la forma io mi oppongo chiaramente, perché sta riferendo quanto gli ha detto Ilardo. Sì. Per continuare a rispondere, poi il problema della utilizzabilità ce lo porremo in momento opportuno. Intanto risponda sinteticamente, perché noi procediamo limitatamente a una vicenda specifica. Allora,
effettivamente a queste telecamere ne vengo informato appunto da Ilardo, il quale voleva recarsi in Bagheria per sollecitare un incontro con Provenzano per discutere una loro questione interna tra un litigio tra Cammarata e il Di-Caro, e si incontra anche con Simone Castello e si incontra anche con il Leonardo Greco. In occasione di questi incontri gli viene detto: guarda, non venire spesso tu in Bagheria, perché hanno trovato delle micro telecamere e in questo momento l'area è molto saturata dalle forze di polizia. In più incontro anche il collega poi De Caprio, il quale mi conferma che esattamente, diciamo, che c'erano dei servizi sul territorio. Sempre nel corso del controesame lei incidentalmente ha detto di avere avuto contezza, comunque di avere appreso il dato che Provenzano stava male, così testualmente ho annotato la sua affermazione. Io le volevo chiedere di specificare e di capire se lei nel corso di questi 2 anni di indagine ha acquisito, in relazione a quel periodo appunto, delle notizie, eventualmente ci dirà quali e da chi, circa lo stato di salute del Provenzano. Sì, allora lo stato di salute di Provenzano l'ho saputo quasi subito, poco prima del mio arrivo in Bagheria nel maggio del 94. Ho saputo tramite Ilardo che il Provenzano stava male per dei problemi alla prostata. Era stato talmente male che era stato ospitato in una villa che individuavamo in via Incorvina per essere curato alla prostata. Queste notizie Lado le ebbe da 2 persone, dalla sua famiglia, dalla sorella e dalla zia Stella, e che era andata anche a trovare Provenzano, che gli aveva portato anche delle medicine specifiche per la malattia che aveva, difficili da reperire sul territorio, più anche le aveva ricevute dall'organizzazione con cui poi lui subito si confrontò, che erano Vaccaro Domenico, Ciro Vara e tutti gli altri personaggi, Simone Castello, che lui, diciamo, incontrava, anche perché gli dissero: sta male questo periodo, soffre di prostata, per cui non limita molto i suoi contatti sul territorio, anche perché si trovò ad affrontare i famosi bigliettini. Successivamente ne ho avuto un diretto ancora riscontro proprio il giorno dell'incontro a Mezzoiuso di Ilardo. Quando incontrò Provenzano, vide che uno dei contadini, dei fattori che lo accudiva, gli stava cucinando la carne senza sale con particolari accorgimenti, e gli disse: guarda, Provenzano sta male per la prostata, per cui ha questo tipo di alimentazione. E anche l'altro giorno, per avere un incontro con Brusca, con un personaggio che lui intuì di Brusca, ha dovuto sospendere la flebo e poi farsi 40 chilometri in macchina, anche per dire, nonostante la malattia, riesce ancora ad incontrarsi. Per cui note costanti furono le informazioni, però sempre attinenti a questo male specifico, ecco, senza tumori, anche se non fa tumorale la prostata, ecco, però era proprio la malattia era quella, ecco. E fu anche, anche questo fu un elemento che potete svolgere anche accertamenti. Va bene, Colonnello, noi tra l'altro ci occupiamo di un aspetto più limitato, quindi l'aspetto della testimonianza del relato l'avevamo affrontato più per gli aspetti che interessano direttamente al nostro processo. Comunque, c'erano altre domande? A questo punto una domanda soltanto: se nel riferire di queste condizioni di salute Lilardo le ha mai detto o accennato che il Provenzano fosse curato anche da medici o da strutture sanitarie che si adoperavano in tal senso per curare Provenzano da questi mali fisici di cui lei ha detto? Sì, lui dice che c'era... Risponda, per adesso poi lo valuteremo. Sì. C'erano rivolte a un medico di Bagheria per essere curato.
e che era un medico che sovente andava anche a Luciardone, avevo svolto anche delle visite anche a Luciardone. Va bene, per il momento nessuna altra domanda. Vabbè, ci sono domande da parte di altri? Nessuno? Grazie colonnello, può andare.